Bentrovati, vi ho portato in braccio, che bella questa espressione, quando un bambino viene portato in braccio da una mamma, da un papà, sa che non deve temere nulla, che è tutto tranquillo, che è sereno, non deve pensare proprio a nulla. Poi quando si è più grandi questa espressione non è facile da ricordare, da sentire, da sperimentare soprattutto, sono ricordi forse più legati all'infanzia, proprio alla nostra tenerissima età. Oggi questa puntata si intitola proprio così, Don Salvo, vi ho portato in braccio, perché avremo un ospite che ci parlerà di un'esperienza particolare ed è il signor Enrico Orsolini. Un tema molto delicato quello che affronteremo oggi. È abbastanza delicato perché qui l'ospite ha da raccontare proprio la sua personale esperienza di vita. La frase, il titolo che lui ha scelto è proprio una frase che è un punto di avvio, un punto di svolta, un punto di partenza, che lo ha portato a fare qualcosa di grandioso. Ha fondato un'associazione che lo tocca nella carne, lo tocca nella sua vita, ma io passerei subito la parola ad Enrico perché possa farci capire per il perché di questo titolo e qual è la sua storia personale. Enrico, la ascoltiamo. Vi ho portato in braccio, una frase bellissima. Grazie, sì. Nel confrontarmi con padre Salvo per capire come raccontare la mia esperienza di vita, ho riflettuto e ho pensato a questa frase che ho ritrovato nel percorso della mia vita. Con mia moglie ci siamo sposati nel 2002, poi nel 2004 abbiamo avuto il nostro primo figlio e nel 2006 il secondo. E avevamo immaginato un percorso di vita classico, ordinario, tipico di una famiglia che vive nel solco dell'esperienza cattolica, della formazione cattolica propria, ma improvvisamente nell'aprile del 2008 al secondo dei nostri figli, a Riccardo, viene diagnosticato l'autismo. E la presenza della diagnosi d'autismo ci ha portato ad avere uno scoramento, un dispiacere naturale. Abbiamo cominciato a renderci conto che attorno a noi la gente ci guardava quasi con compassione, con sospetto, con il dispiacere, e però ci rendevamo conto che pian piano nel 2008 rimanevamo da soli, tanti conoscenti si erano allontanati, le nostre stesse famiglie, per quanto vicine, ci hanno comunque, avevamo la certezza in un modo o nell'altro che a casa eravamo noi, io, mia moglie e i miei due figli, e poi la nostra esperienza di famiglia con autismo. Vogliamo ricordare cos'è l'autismo? L'autismo è una condizione di vita che inficia principalmente le tre aree principali della persona. Perché ci sono tanti sì, tante forme, tante modalità, tante espressioni e tante capacità. Un ragazzo autistico è diverso dall'altro. Ognuno è diverso dall'altro. Inficia le tre principali aree, che sono quelle della relazione, della comprensione e della comunicazione per ciascuno dei nostri ragazzi, e i livelli di gravità appunto sono diversi per ciascuno dei nostri ragazzi. Ci sono ragazzi che non parlano assolutamente, anche se capiscono tutto, ma si chiudono nel mutismo, per esempio. Assolutamente altri sì. Che sono lentissimi, altri che sono invece accelerati e quindi non stanno mai fermi. Altri che non accettano il contatto fisico, altri che hanno difficoltà di imparare a mangiare, a imparare a gestirsi autonomamente. Altri che devono ripetere costantemente delle rituali, delle azioni che portano poi a far diventare la vita di una famiglia stressante, impegnativa. Ed allora quello è il momento della diagnosi, e poi quel momento in cui tante volte le famiglie si domandano: ma perché è capitato a noi?
Sì, c'è stato un momento di rabbia. Rabbia o forse sconforto, forse comprensione che quella condizione di vita, perché l'autismo inficia la vita dell'intera famiglia, non soltanto della persona che ne viene diagnosticata, era un mondo che, una questione che ci metteva certamente a dura prova e in grande difficoltà. E allora la domanda spontanea nasceva del perché fosse capitato a noi. Una prima svolta venne in capo a me e a mia moglie nel momento in cui abbiamo percepito che la domanda giusta da porci era diversa, era perché non sarebbe dovuto capitare a noi. Cosa avevamo avuto noi di diverso, di speciale rispetto a tante altre famiglie che si trovavano in quel percorso di vita, perché non sarebbe dovuto capitare a noi. Eleonora Giorgi, un'attrice che tutti noi abbiamo conosciuto, è scomparsa recentemente, diceva: ma quando le cose mi andavano bene non mi sono mai chiesta perché a me stanno capitando queste bellissime cose. Allora perché devo chiedermi, sappiamo che è morta purtroppo con un tumore devastante, dice allora perché devo chiedermi perché adesso ho questa malattia a me. Ecco, a volte Don Bucolo, a volte ci facciamo delle domande nei momenti di dolore, pensiamo che è Dio che ci manda quella punizione, esatto, quella malattia, oppure non ne siamo, come dire, non meritavamo questa, fra virgolette, situazione così difficile da affrontare. Esatto. Bellissima le parole che ha detto all'inizio, il fatto che noi pensavamo di avere una famiglia classica, normale, cattolica, ci sono dei sogni che si infrangono a volte. Solo che poi subentra qualcosa, no? Perché questo diventa una lezione di vita, perché la vita non è mai come noi la pensiamo, succedono degli eventi forti, come questo di un figlio autistico, e dinanzi alla quale uno si potrebbe porre in atteggiamento quasi di ribellione, quando in realtà forse l'atteggiamento più giusto, ma è quello che poi si impara sulla propria pelle, perché le cose non si imparano prima, si imparano in genere su quanto si pone il problema, che la vita è un mistero e qualunque cosa si succede la accogliamo e cerchiamo con le mille difficoltà di imparare come interagire, di imparare come reagire, perché io credo, e questa è la cosa importante, qualunque cosa succeda a noi non siamo passivi. Sì, magari inizialmente ci sentiamo succubi, vittime di questa situazione, ma poi incredibilmente esce il meglio di noi. Quindi la vita è un mistero, e proprio perché è un mistero qualunque cosa succede non toglie la bellezza, non toglie l'unicità, non toglie l'originalità, e questa è un po' l'esperienza che stiamo ascoltando, che è perché non a me, e perché non a me significa che forse lì qualcosa di grande sicuramente uscirà fuori. Sì, Enrico, quindi cosa è accaduto? È accaduto che inaspettatamente, improvvisamente, a circa 6-8 mesi dalla ricezione della diagnosi, in quello che era il periodo più oscuro, più difficile della nostra percezione, perché metabolizzare la realtà e la condizione di autismo di un proprio figlio è un percorso impegnativo. E poi stiamo parlando di 20 anni fa circa, quindi erano tempi in cui lo spettro autistico non era così molto poco conosciuto, non c'erano tante informazioni, internet non era così sviluppato, non era così facile accedere a notizie e a informazioni adeguate. Mia moglie ricevette una telefonata da amici d'infanzia, da amici di gioventù con i quali faceva parte dello stesso gruppo famiglie parrocchiale, e era ritornato a Catania il sacerdote che aveva guidato quel gruppo giovani parrocchiale, Padre Antonio, e ci invitava a riunirci come gruppo famiglie invece che come gruppo giovani. Ecco, questa esperienza, quel percorso inizialmente ci diede lo spazio di confrontarci e ritrovarci in mezzo a famiglie. Fummo noi che proponemmo di poter parlare, di poter raccontare la nostra esperienza. Evidentemente, con certezza io e mia moglie avevamo la necessità di poter raccontare quello che stavamo vivendo con molta semplicità, con molta
verità e certi che chi ci ascoltava ci avrebbe ascoltato senza giudizi. E questo è quello che accadde. Quindi avevate bisogno un po' di esternare, di comunicare quello che vi stava accadendo e soprattutto il desiderio, la voglia di essere ascoltati senza alcun giudizio. Assolutamente, e senza alcun consiglio, perché in quel momento quello è il periodo in cui tanti si ritengono di doverti dare un consiglio, di doverti dare il loro parere. Ecco, forse in quell'ambiente, in quel gruppo sapevamo che non avremmo ricevuto quello. Don Bucolo, nei momenti di dolore, a volte le persone che stanno accanto, le persone che sono in quel momento in uno stato di sofferenza, magari così bonariamente, però si esprimono con frasi quasi che suonano quasi fatte, che non raggiungono il cuore delle persone che in quel momento stanno vivendo un dramma. Allora, in genere purtroppo le posizioni comuni dinanzi a sofferenze di questo tipo sono due. La prima, quella di disagio, che si può manifestare tramite un'indifferenza, tramite un allontanamento, una presa di distanza, no? Perché siccome problemi di questo tipo ci mettono un po' in discussione, allora per salvaguardarci, tra virgolette, prendiamo le debite distanze. L'altra posizione è quella di quasi quasi, non dico risolutiva, no? Però dare dei consigli, come diceva poc'anzi. Ora, entrambe le posizioni hanno una radice comune, quello che pensiamo che la soluzione del problema sia il punto chiave per poter stare in relazione con la persona. In realtà, ed è quello che ha sperimentato il nostro carissimo ospite, io non voglio soluzioni, io non voglio che l'indifferenza, io voglio solo relazioni, cioè il fatto che stai accanto, interagisci, ti confronti e mostri tutta quella vicinanza umana. Quindi questo ritorno di questo sacerdote a questo gruppo giovane, che è diventato un gruppo famiglie, è diventato una benedizione. Non era il problema il punto, ma era qualcosa di molto più grande, e questo contesto fraterno più grande è diventato come un grembo fondamentale per affrontare qualunque situazione. Quindi io da questa testimonianza imparo subito come è la relazione ciò che conta, non la soluzione che noi possiamo dare ai problemi, anche perché è giusto onesto dire, ma chi ha la soluzione? E quindi anche un consiglio, se vogliamo dare anche a chi in questo momento conosce qualcuno che è in difficoltà, ecco, non ci sono grandi parole da dire, esatto, che spesso possono risultare alle orecchie di chi ci ascolta anche sciocche, banali. Basta stare accanto con il cuore, perché poi la sofferenza maggiore è proprio quella della solitudine, nel vivere una situazione difficile e da soli. Ci fermiamo per qualche istante perché il nostro ospite avrà ancora molto da raccontarci e ci spiegherà anche perché abbiamo scelto questo titolo, Vi ho portato in braccio. A tra pochissimo. Il nostro ospite oggi è Enrico Orsolini dell'Associazione Autismo Oltre. Stiamo parlando del momento in cui con la moglie hanno appreso di avere un figlio con lo spettro autistico. Erano anni in cui non si sentiva molto parlare di questa sindrome, di questa situazione, per cui si sono sentiti soli. Però arrivato a un certo punto, tramite anche un sacerdote, insomma, si sono ritrovati con altre famiglie, si sono sentiti accolti e soprattutto si sono sentiti ascoltati. Assolutamente. E da lì cos'è accaduto? Accadde proprio che quella sera uscimmo da quell'incontro, l'incontro in cui abbiamo avuto l'occasione di parlare a ruota libera, con grande emozione, con grande sensazione. Io ricordo quella sera ancora con molta intensità. Ma io la vedo emozionata. Sì, è un'esperienza a distanza di tanti anni ancora la emoziona quel momento. Assolutamente sì, perché quell'occasione mi consentì di comprendere, a distanza di tempo poi compresi che quello fu un momento di svolta.
e che mi ha portato a chiedere a Padre Salvo di dare questo titolo alla trasmissione di oggi. Ritrovai qualche tempo dopo una storia che ero convinto fosse un passo delle Sacre Scritture. In realtà poi cercando ho capito che era una bellissima poesia scritta da una fervente cattolica canadese, e quel testo che parla appunto di orme sulla sabbia. E se mi permette lo voglio riferire per non alterarlo nel suo racconto. Ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore e rivedevo sullo schermo del cielo tutti i giorni della mia vita passata, e per ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia due orme, le mie e quelle del Signore, ma in alcuni tratti ho visto una sola orma, proprio nei giorni più difficili della mia vita. Allora ho detto: Signore, io ho scelto di vivere con te e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me. Perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti più difficili? E lui mi ha risposto: Figlio, tu lo sai che io ti amo e non ti ho abbandonato mai. I giorni nei quali c'è soltanto un'orma sulla sabbia sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio. Ecco, l'aver ripensato a quel periodo che era trascorso fra il momento della diagnosi e il ritrovarci accolti, ascoltati da quel gruppo famiglie, mi ha fatto pensare e considerare proprio questo, che non era solo. Che noi non eravamo soli, e che in quel periodo in cui invece la difficoltà e la durezza della diagnosi e della percezione di un percorso di vita diverso mi aveva lasciato pensare che nostro Signore si fosse allontanato da noi, ci avesse lasciato soli. In realtà non era così. Lui in quel momento ci aveva portato in braccio, facendoci attraversare quel guado della difficoltà della vita, che poi ci ha consentito di assumere consapevolezza della condizione della nostra famiglia, della condizione di nostro figlio, e che poi insieme ci ha dato lo spazio per poter realizzare tanto altro. Lei ha detto: io non ho mai accettato la frase che spesso si sente dire, il Signore manda i pesi a chi li può sopportare. Lei si è sempre ribellato a questa affermazione. Assolutamente. La chiedo a lei e lo chiedo anche a Don Bucolo, perché in tanti lo dicono: ah, ma tu hai questa disgrazia, non ti preoccupare, perché il Signore dà la grazia per poter sopportare, quindi li manda in base al peso che ciascuno di noi. Qui abbiamo un papà che si è ritrovato con un figlio autistico, quindi lo chiedo quindi io credo che attribuire questa volontà al nostro Signore sia certamente un errore. Non possiamo pensare minimamente che nostro Signore voglia mandare un peso a ciascuno di noi o a chi viene scelto perché abbia delle caratteristiche particolari per portare quella condizione di vita. Io credo che ciascuno di noi abbia un percorso di vita che è quello che la nostra natura, il nostro essere umani, il nostro essere fragili ci porta a dover percorrere. Nostro Signore non ci ha fatti malati, non ci ha fatti in condizioni di vita non abili come i nostri ragazzi con autismo. Quindi dire che ci ha mandato, che mi ha mandato un peso perché ho le spalle forti per sopportarlo, non mi ci ritrovo in questa diagnosi, in questa condizione. Sta di fatto che la condizione di suo figlio l'ha spinta ad andare oltre. Assolutamente il fatto sì. di aver conosciuto altre famiglie, ecco, ha capito che l'aggregazione, lo stare insieme era importante anche e soprattutto per le famiglie che vivevano che vivono tuttora la vostra stessa situazione con figli con questo spettro autistico. Da lì è nata l'associazione Oltre l'autismo. Autismo Oltre, sì, Autismo Oltre è nata nel 2012 quando, forte dell'esperienza del gruppo famiglie, della
convinzione del fatto che lo stare insieme fosse... Ecco, la regia ci sta mandando proprio il vostro logo, Grazie. Autismo Oltre. Autismo Oltre, sì, che l'esperienza di stare insieme con altre famiglie fosse una cosa necessaria. Aver cominciato a conoscere nel mondo dell'autismo a Catania tante famiglie che ne vivevano come noi in maniera molto ritirata la loro esperienza di vita, mi ha consentito di comprendere che la condivisione dell'esperienza della nostra condizione fosse uno dei momenti cardine per lo sviluppo e il passaggio ad un'altra fase della nostra condizione di vita. E allora ci siamo messi a disposizione di tante famiglie, creando nel 2012 Autismo Oltre insieme ad altre 23 famiglie della provincia di Catania. E dal 2012 ad oggi io ho poi acquisito la presidenza dell'associazione nel 2016. Svolgete diverse attività, insomma cercate di sostenervi a vicenda, ma anche di dare un sostegno ai vostri ragazzi. Assolutamente è un sì. futuro Certamente che sì. sia il migliore possibile. Oggi siamo quasi 90 famiglie riunite e associate ad Autismo Oltre. Abbiamo fatto sempre un supporto destinato alla famiglia, perché oggi l'autismo è molto noto, di autismo si parla spesso e volentieri. Il 2 di aprile è la giornata mondiale per la sensibilizzazione per l'autismo e si parla sempre dei nostri ragazzi, di ciò che serve ai nostri ragazzi, ma quasi mai si parla di ciò che serve a noi familiari. Quasi mai ci viene chiesto, sempre ci si chiede come sta tuo figlio, come se fosse una malattia, ma i nostri figli non sono malati, quindi non stanno male, ma quasi mai ci viene domandato come stai tu, di cosa hai bisogno tu, di cosa hai bisogno tu come persona. E allora questo ci ha indotto come gruppo associativo a ragionare appunto sulla gestione di un'associazione che fosse a fianco alla famiglia, non per dare servizi ai nostri ragazzi, ma per dare supporto e sostegno alle nostre famiglie. Questo è molto bello. Don Bucolo, dicevamo questo, il Signore manda i pesi a chi li può sopportare. Ecco, questa frase che spesso sentiamo ripetere. Esatto, e che personalmente, come ha detto poc'anzi, mi farebbe molto male, mi creerebbe difficoltà, perché io penso che il dolore e la sofferenza è un mistero. Dire che Dio mi ha mandato quel dolore e quella sofferenza ci vuole coraggio, nel senso non avrebbe una logica, no? Perché come può Dio Padre, come può un padre con la P maiuscola mandarmi quel dolore e quella sofferenza? Per cui il dolore e la sofferenza rimane un mistero. Dice, ma allora però Dio dove sta? Ecco, Dio mi aiuta a portare il peso di quella sofferenza. Lui non sta dall'altra parte, ma sta dalla mia parte, è un po' anche la preghiera che ha poc'anzi citato, sta dalla mia parte e mi aiuta a portare quel peso e mi aiuta anche in quel peso a non perdere la dignità, la bellezza dell'essere figlio. E anche qui vediamo il discorso molto più largo, la bellezza dell'essere famiglia, perché è reale, è vero, mai fermarsi al singolo che ha quella problematica, ma l'attenzione va a tutta la famiglia, perché un po' piace citare Paolo, quando un membro soffre, tutti i membri soffrono, quando un figlio, quando un membro di una famiglia soffre, è chiaro che tutta la famiglia si trova a soffrire. Il fatto che queste famiglie si mettono in relazione significa anche una scuola di vita, perché l'una ha bisogno dell'altro, l'una ascolta l'altro, l'uno si sostiene con l'altro, si crea una sorta di compartecipazione, di condivisione che è fondamentale, perché io credo che il grande male di oggi non è tanto quel problema, è tanto la solitudine, il fatto che siamo soli a portare avanti quella situazione. Quindi Autismo Oltre secondo me dà una visione ampia delle famiglie, di famiglie che stanno l'una accanto all'altro e che insieme cerchiamo di vivere e dare dignità alla nostra essere famiglia.
Enrico però ci sta testimoniando anche la sua fede, tanto è vero che citando quella bellissima poesia delle famose orme sulla sabbia, prima erano 4, poi ad un tratto diventano 2, e allora dice: Signore, ma perché non mi sei stato accanto? E il Signore risponde: in quel momento, proprio in quel momento di difficoltà, io ti stavo tenendo in braccio. E quindi non solo una rete di famiglie, ma anche la fede che sostiene, accompagna, fortifica e fa vivere con uno sguardo diverso. Ed è anche vero, Don Bucolo, che tante persone, noi stiamo avendo le esperienze, le testimonianze di tante persone che dal dolore riescono a far nascere bellissime iniziative, non solo per loro stessi ma anche per gli altri. E questo è un modo per affrontare il dolore con speranza, con fiducia e anche con fede. E per cui vediamo come quella sofferenza, quel dolore diventa fecondità per sé e per gli altri. Questo è straordinario, quella cosa che può di fatto chiudermi nel mio dolore, e penso non dico la tentazione, ma la possibilità era molto reale, quello di chiuderci, quello di starcene nel nostro guscio. In realtà, in modo incredibile, tramite la chiamata di quel parroco, l'ha esploso e l'ha portato a qualcosa di grande, a tal punto che creare un'associazione Autismo Oltre mostra la profezia di come è importante far diventare la nostra problematica un servizio per gli altri. E ci dimostra ancora una volta come il Signore interviene nella vita di tutti, nei momenti felici, ed è facile riconoscerlo, ma anche nei momenti di grande difficoltà, perché chi sa accogliere la sua grazia riesce ad essere a sua volta fonte di grazia. Io chiuderei qui. Enrico vuole dire qualcos'altro? Sì, solo chiudere con il racconto di ciò che abbiamo, velocemente, di ciò che abbiamo creato. Autismo Oltre ha acquistato un immobile al centro di Catania da destinare ad una casa per le famiglie di persone con disturbo dello spettro autistico. Abbiamo immaginato e stiamo per realizzare un progetto che si chiamerà casualmente Doni di Cura, dove la cura che vogliamo andare a dare non è soltanto quella per i nostri figli, ma è quella per le nostre famiglie, una cura di accoglienza, di condivisione, di comprensione di un percorso di vita diverso. Grazie Enrico davvero tantissimo, un saluto al figlio, alla moglie, alla sua famiglia e a tutte le famiglie di Autismo Oltre. Grazie Don Bucolo, ci vediamo la prossima settimana con altre storie, sempre altre testimonianze di vita. Io ringrazio anche voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.